Simbolo da sempre della sapiente opera dell'uomo nel coltivare la terra, il grano è uno degli elementi primari per il nutrimento dell'umanità. La sua trasformazione in farina, con l'aggiunta di acqua, di lievito e con il calore del forno, diventa pane fragrante, un alimento essenziale della nostra dieta. Ed è proprio nel passaggio da grano a farina che nei secoli l'ingegno dell'uomo si è prodigato per ricavare da ogni singolo chicco tutto il meglio che la natura riesce ad includervi, per renderlo fonte di preziosi elementi nutritivi. È da quei primi passi che comincia la storia dell'arte molitoria, che si è sviluppata ed è progredita fino ai nostri giorni. Al Molino Quaglia di Vighizzolo d'Este, oltre alla naturale esigenza di soddisfare il bisogno di farina, si è aggiunta la necessità di garantire il massimo della qualità e della salubrità del prodotto. L'obiettivo è stato principalmente quello di preservare le farine da possibili contaminazioni di agenti che possono rivelarsi dannosi per la salute. Infatti, per processi del tutto naturali legati alle condizioni di crescita delle piante, si possono sviluppare dei batteri nella trasformazione dal chicco alla farina, con cui si fa il pane e tutti gli altri prodotti artigianali dell'arte bianca. Non si tratta più di passare il chicco fra i denti per testare la qualità del prodotto, come suggeriva quella conoscenza maturata in 4 generazioni dai mugnai Quaglia nel piccolo molino di legno sull'Adige. Abbiamo capito che potevamo ritornare alla macinazione della pietra attraverso l'innovazione. Noi riusciamo finalmente a pulire il grano nel modo più sicuro, riuscendo a togliere completamente tutti i corpi esterni, ma anche tutti quei grani che possono crearci qualche problema. Come ben si sa, insomma, il problema grosso oggi sono le tossine, le micotossine, e in questo sistema noi riusciamo ad avere il massimo della sicurezza alimentare. Ora l'azienda di Vighizzolo mette a frutto quanto di meglio può fornire la moderna tecnologia, attraverso controlli severi basati sulla lettura computerizzata. Esempio ne sono le analisi chimiche e biochimiche e la selezione compiuta su ogni singolo chicco di grano che arriva al molino mediante l'uso di sofisticatissimi apparecchi laser. La selezione del grano, tuttavia, inizia già al momento dell'acquisto della materia prima dai mercati, con la scelta delle migliori varietà, al fine di garantire da subito l'assoluta qualità. Da qui, nelle fasi seguenti di lavorazione molitoria, prosegue il lungo e complesso processo della trasformazione del grano in farina, con le successive ed eventuali miscelazioni. Con i grani migliori si produce petra, la linea di farine macinate senza compromessi per far riscoprire il sapore ed il profumo del grano e dare ai prodotti di oggi il gusto di ieri. Ricche di fibre, di proteine, di sali minerali, le farine petra sono realizzate con una particolare macinazione a pietra, non certo nei modi e nei tempi dei nostri progenitori, ma attraverso moderne tecnologie che rendono il prodotto competitivo e in linea con le esigenze di un mercato sempre più esigente. Il Molino Quaglia lavora 400 tonnellate di grano ogni giorno. Unisce così quantità e qualità, un binomio divenuto asse portante del successo di questa azienda. La storia è quella di una famiglia che lavora con attenzione ai dettagli, guardando sempre avanti, senza dimenticare gli antichi saperi della tradizione. La costante opera di ricerca e innovazione ha consentito al Molino Quaglia non solo di dedicarsi alla produzione di farine per la panificazione, ma anche per l'arte pasticcera e per la pizza. Il Molino Quaglia è divenuto così un punto di riferimento fondamentale dei professionisti dell'arte bianca, grazie alla costante attività di ricerca e di studio per ottenere dai diversi tipi di grano le farine più consone ai vari usi alimentari e gastronomici. I Quaglia usufruiscono anche dell'interazione e della collaborazione con le realtà del mondo scientifico universitario e con i grandi maestri della migliore tradizione gastronomica del paese. Un connubio fra scienza e professionalità artigianale diventato elemento distintivo dell'azienda, che intende soddisfare anche le più esigenti richieste di mercato in tema di qualità e garanzia di un prodotto riconosciuto e registrato da un marchio internazionale, che ne attesta ulteriormente la validità. Tecnologia e tradizione vivono insieme nel tempo al Molino Quaglia, dove il grano sembra trasformarsi in vero e proprio oro bianco e dove la farina diventa arte.